Ciao ragazzi, oggi sono a fare un giro in bici e mi è venuto in mente di mostrarvi cosa porto con me nelle uscite in mountain bike per far fronte a quei problemi che possono capitare. Allora io gli attrezzi li tengo in questo borsellino sottosella della Vaude e come potete vedere ha una cerniera sopra, esiste questo in 3 misure. Questa è la misura M che è più che sufficiente per tenere delle cose dentro. C'è un sacchettino e dopo vediamo cosa c'è e una scatola. Adesso vediamo cosa contengono. Questi due sono gli oggetti e dopo vediamo questo. Prima vediamo questo qua. Questa è una scatoletta che contiene un kit di riparazione per gomme tubeless. Si può acquistare da Decathlon per 3 euro mi sembra, non ha un costo eccessivo. Siccome la scatola è abbondante ho potuto inserire delle altre cose che possono tornare utili. Allora, questi sono le attrezzature del kit tubeless, che sono 2 strumenti per infilare delle fettuccine di gomma, un po' di mastice e appunto queste fettuccine di gomma. Questo kit viene utilizzato per riparare le gomme dei motorini, delle macchine, anche adesso l'hanno diciamo convertito anche all'uso per mountain bike per chi monta il kit tubeless come me. E oltre alle cose del kit ho aggiunto 2 fascette da elettricista, poi c'è questo, serve per svitare la valvola di una gomma tubeless, poi c'è un adattatore per gonfiare le gomme, Presta Shredder, e dopo ho messo una falsa maglia, che questa serve se si rompe la catena, si può aggiustare con questa, e qua abbiamo a 1 metro, penso 1,5 metri di nastro isolante, e questo è quello che è contenuto all'interno di questa scatola. Adesso mi sposto qua. Invece qua dentro ho 2 cose molto importanti e che danno anche un senso a tutte queste cose che ho dentro la scatoletta, e sono innanzitutto una bomboletta di CO2 di quelle classiche con erogatore a rubinetto, e questa si adatta a tutti e 2 i tipi, non mi serve questo adattatore, si adatta bene sia alle valvole Shredder che Presta. La bomboletta è inserita in una specie di guanto di neoprene. Questo è importante averlo perché all'interno di queste bombolette c'è CO2 liquida. Quando le bombolette si aprono e si inizia a erogare l'aria all'interno delle gomme, la CO2 passa dallo stato liquido allo stato gassoso e assorbe calore dall'ambiente e si raffredda moltissimo. Sia la bomboletta che l'erogatore diventano molto freddi e se non si sta attenti c'è il rischio di ustionarsi, vere e proprie ustioni. Se non avete il guanto ricordatevi di usare un panno, il guanto che usate per andare in bici, ma non usate la bomboletta a mani nude, diciamo. L'ultima cosa che voglio mostrarvi, e forse quella più importante, è un multi-tool, che questo io l'ho comprato da Sportler per 25 euro mi sembra, e li vale tutti. Tra l'altro su Amazon lo trovate anche a meno. Questo multi-tool è compatto, ha tutte le chiavi a brugola di tutte le misure che servono per le viti presenti su una bici, su una classica bici. In più presenta anche una chiave Torx qua sotto da 25, e cosa molto importante di questo kit sono, secondo me, i cacciagomma che sono inseriti a lato. Questo è uno, inoltre anche è un tiraraggi, e l'altro cacciagomma invece che si trova dall'altra parte, vediamo, ha questa piccola brugolina che serve per utilizzare lo smagliacatena. Vedete? Così funziona, e con questo riesco a fare molta forza, quindi se ho una maglia e la catena è dura, con questo riesco a svitarla senza problemi. Fondamentale è lo smagliacatena, perché andando in mountain bike la catena rischia di rompersi, a me è successo. Con questo più la finta maglia
ho aggiustato la catena e ho concluso il mio giro e sono tornato alla macchina. Senza sarei dovuto tornare a piedi probabilmente. Quindi questo è quanto porto con me appunto per far fronte a quei piccoli problemi che possono capitare andando in mountain bike. Spero che il mio kit possa essere di ispirazione se qualcuno sta cercando qualcosa. E beh, adesso torno a casa perché inizia a fare un po' freddo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!